Bene, allora intanto grazie di essere presenti qui, più di 4 giorni come capiamo, e dopo grazie soprattutto ai colleghi della Lavagna Plurilinguale perché che lavora qui alle par da buon prezioso, alla delle potenzialità su lavoro grande, ma soprattutto secondo me alle un progetto coraggioso perché non sempre dentro delle minoranze si ha il coraggio di contarsi, qualche volta alle migliori o si ritenga che sia di migliore resta fers su numeri ipotetici e parve garantisa i diritti, che i post diritti che vinti così, c'è invece te che l'ha in muse la realtà e io sono convinto invece che non mi chiaramente in muse la realtà si può la possibilità di agire su che realtà lì, di fare per intervenire, per modificare che realtà. E, allora, in realtà già Tiziano prima l'ha proponuta qualche interpretazione, io proponerei qualche altra interpretazione, direi qualche roba in più su su qualche d'un dai dati, ma dopo in realtà se sono delle domande chiaramente dai limiti delle mie possibilità volintera a rispondere, ma volevi soprattutto mettere in luce dopo dai dati anche qualche problematiche e mettile in luce però dentro dal sistema, perché noi è vero che stiamo chiacchierando di un scandalo fatto alla scuola secondaria e secondo grado, ma in realtà avendo tenuto conto di tutto il sistema dall'insegnamento e paradossalmente noi chi vuole stiamo chiacchierando dall'unico grado di scuole che le fuori dalla 4V2 e dunque dall'insegnamento. E che altre robe che volevi dire qualche proposte, un'evore concrete, però premettendo anche una riflessione di tai sociolinguistica. Allora, intanto, che chi sono i numeri, già Tiziano si è presentato al genere, ma volevi nome mostrare un po' il confronto con l'anno passato, perché avevo 12 classi di più e avevo 45 studenti di più. Io non so se dai prossimi anni si arriverà alla più in su di che i numeri qui, che sono par da bon dei numeri interessanti che a insegnanza della Lavagna sono arrivati a far crescere talar di possains con un Covid tal miez, però già sarei stati su quel livello qui o anche un ticchino più sotto, un ticchino parsore, sarei comunque un buon plafond per ragionare sulla presenza della furlante alla secondaria e secondo grado. E volevi nome mostrare qui il percentuale dall'uso di uno o di più lingue in famiglia. E la roba paradossale è che condutca può darsi in pensare al contrario, la città dove le famiglie sono più monolinguali è Gorizia. A Sintalan di Nova Gorizia 2025, ma neanche a fa queste Gorizia è la città più monolinguale dalla nostra regione in questo momento e è un fatto purtroppo paradossale con l'87% italiano in muto esclusivo l'italiano dal 45% delle famiglie e il 27% di furlan, come diceva prima Tiziano, che è esclusivo nome dal 2% dalle famiglie. Subito da ora, Cervignan, Tomiec, la media delle scuole è che vi ho detto cercate in giallo, segnalate in giallo, e dopo che droi per unica sono superiori, Glemone e San Denel, che è la realtà con dove che le più bilinghisi o dove che le più plurilinghisi. E la presenza del Furlan, vi già veduto prima anche qui, prima vi ho veduto le scuole separate dalla slide di Tiziano, che invece di chi vi ho detto per scuole mettute insieme per località, Glemone che stanno di solito tu mieci, Glemone che stanno alla scuola più dove che il Furlan è più presente alle famiglie, dopo tu mieci, San Denel, Codroip, Udin e Udin sono lì e Cervignan e Gorizia. Un 27% a Gorizia io sinceramente non me la sarei spietata, non me la sarei spietata, perché sì, la savin un po', diciamo che è lì la situazione. Dopo, sempre sulla questione delle competenze autovalutate, queste sono chiese dall'italiano. Anche io, Tiziano chiamava dal punto di vista dell'inglese, io chiamavo dal punto di vista dell'italiano, si può scrupolare che siano un ticchinin sorevalutate, ma c'è che fa pensare sono le competenze autovalutate dal furlan. E si resta a viodi che 3 studenti su 10 dicono di non capirlo. 3 studenti su 10.
che io pensi che anche voi in una classe per solito avete che propite e non si arriva a capire se che dato sia di un dato reale o che sia di un dato ideologico. Perché che dice, boh, l'italiano è una lingua non latina come il furlan. Allora, tradizionalmente si dice che il furlan è una lingua difficile di capire. Anche un uomo di Vignesi mi disse, beh, non capisco lui, tu favelli, snuie di nuie di nuie. E lui non lo disse in maniere ideologiche. Però, 3 su 10, a mi sa un ticchino in masse. Quindi bisognerebbe provare a valutare, ma lì bisognerebbe fare qualche domanda, un ticchinin poco politically correct, troppo che il data lì alle ideologiche, troppo alle reali. O magari fa un test di comprensione così. 6 su 10 non hanno nessuna competenza tal scrivilo e dome 6 su 100 sono convinti di scrivilo bene. Allora, qualche giornata in dauro una persona mi diceva a proposito dalla presenza della Furlante alla scuola, ma sì, ma in realtà c'è che è importante per mantenere dialetti, a lei che si fa in a chiase, la scuola non importa nulla. Allora, si può essere d'accordo sull'importanza della famiglia, dove non si può essere d'accordo è sul fatto che a chiesa si impari a lei e scrivi una lingua. A scuole purtroppo, la scuola purtroppo a Covente gli parcheli, e a lei un dato, un lavoro importante, cioè queste slide hai la rappresentazione grafica dalla necessità di insegnare a lei e scrivi per furlare a scuole. E se lo vedo anche migliore qui, perché che bien che le competenze si inducono che sa tre lingue ad una forma quadrate, quindi avonde equilibrate fra competenze orali, competenze scritte, produzione scritta e produzione orale, tal furlana è queste forme romboidali che è sbilanciate sulla comprensione orale, bien che la produzione scritta è trascurata e probabilmente percepite come difficili e come problematiche. E dunque, che chi è la rappresentazione della necessità di insegnare a lei a scrivere per furlare dalla scuola? Dopo, chi, per dire la verità, è una roba che gli domandavo, perché, allora, età di che si sono cominciati a favelare gli slanghi sconosciuti, ma non riesco a capire perché è la risposta è mai, nel senso che se il dat a riguardo una lingua conosciuta, sì, che probabilmente perché non metti anche la risposta di esempio, cioè il furlan italiano, il lingua tedesca è un po' comune. Ah, di default, hai capito? Sì. Quindi non so un nome della lingua sconosciuta. Boh, allora che il ponta lì. Ecco, però, come ricordava prima Tiziano, io però dice che al dis Tiziano sul fatto che il furlan ha la buones speranze di sei imparate fra nufe 12 o fra 6 nu fains, fra 12 e 15 addirittura qualchidun. Però c'è che al displas di che situazione qui è che i vantaggi dal bilinghismo compatto, che vuol dire imparare lingue dentro dei sisais, dentro dei primi strema, dentro dei sis, avevano perduto da queste maniere. Perché invece sarebbe importante che il frutto sentisse due lingue già fra 0 e 3 anni, già fra 0 e 6. E come non mi interessa un discorso di correttezza, manco dal furlan, di native speakers, robe dal genere, mi interessa proprio i vantaggi sul plan cognitivo, che vengono garantiti quando il furlan le presenta l'ambiente al frutto dentro dei scienze. E qualche problematica, poi le diventano neri, non sai perché, ma lì alle blanche, che sta lì il dossier che abbiamo presentato l'anno passato, dove che è stato curato insomma di Adabir, di Antonello Togalli dal DocuScuole e di me, e a lei l'ingiornamento di un dossier che il centro mercator dall'Olanda al fa su parioni di design sulla lingue minoritarie e chi avesse se non lo avessi già letto, insomma se non lo avessi avuto lo potessi chiamare anche dalla rete, proprio dal sito, dal centro mercator e è con le fotografie
quantitative e soprattutto qualitative sulla situazione dal Furlan in generale, dall'insegnamento, dalle politiche educative dall'Italia, con dalle problematiche che saltano fuori, che purtroppo non sai neanche troppo che non possono risolvere a livello regionale, in qualche caso sì, in qualche caso no. E c'è che a salte fuori però di quel scandalo qui, di che analisi qui, a son che 5 punti, non sono le conclusioni che attiatais dal dossier, a son dalle conclusioni che attirionti chi in pargnocon, E la prima problematica che è saltata fuori chi in Giavue è l'atteggiamento di dirigenti scolastici da insegnanza e confronto all'educazione plurilinguale della lingua furlane. Perché che purtroppo sappiamo ne vorrei ben che dentro la scuola e fare amministratori locali sono tante opinioni etiche sull'applicabilità dell'educazione plurilinguale, sulla sua utilità in qualche caso. Dopo tanto benaltrismo, sono ben altri problemi, non arrivi a scrivere bene anche per italiano, se vino di là a complicare la vita. E dopo anche tante opinioni contrarie sono riconoscimento dal stesso valore del Furlan come lingua di scolarizzazione. Allora c'è molto cambiare questi atteggiamenti, perché tutti gli educatori sarebbero di avere una plena coscienza delle lingue, delle culture che coesistono in diversi ambiti, di percepire il valore, riconoscerle come costituenti di una realtà civile come la nostra, e anche come terreno dove impegnarsi. Dunque, la fotografia allora ben non che sedi un referente per ogni scuola che fa di Cireneo che la porta in davanti, ma come che vuol dire anche in passato dopo che i dazza lì bisogna che insegnanti udoprin invece di no purtroppo a Savin che a Savin un lavoro ben che insegnanti di lingua insegnanti italiani attacchi a insegnare la loro robe come che tutti i fruzza fossero dal dut voilivs a livello di competenze linguistiche. E come se avessero dalle richieste che lo rapportino, come che avessero pardon la parola inglese, un background differente da di loro. Insomma, sono robe che Cassavina si indica anche più volte. Dopo, il secondo problema è quello della mancanza dai insegnanti con una formazione specifica e anche ieri una riunione si chiacchierava di un numero di iscritti dall'albo regionale insufficiente rispetto alle domande delle famiglie elevate, di percentuali purtroppo alte di scuole che non arrivano a garantire le ore minime per l'insegnamento del Furlan e qualche proposta invece. Allora, qualche proposta se la fa però a partire di un studio come un evore vieri di Heinz Kloss, si chiamava Heinz 50, quindi hai passato una buona età. Ma queste opere di un sociolinguista, tedesco, che era dedicata alle lingue grandi e piccole della famiglia germanica, quindi fuori dai nostri territori, ma a contenere dei principi che sono interessanti anche per il nostro caso. Allora, Kloss al concepisce il status dalla lingua come risultato, il status di lingua come risultato di un processo. Allora, ogni lingua sull'imprint ha un dialetto, ma può diventare una lingua. E dal stato di lingua si può anche tornare in ora che il di dialetto, se per qualche circostanza esterne tu cedi dai domini di US a vantaggio di un'altra lingua. Allora, c'è molto, si arrivino a chiappare dentro dai nuovi domini di US, di una lingua, non si arriva a farlo a colpo, ma bisogna passare attraverso questi stialins che Kloss all'indica. Quindi, tappe dello sviluppo di una lingua in via di promozione secondo Heinz Kloss. La posizione sociale di un idioma può essere rafforzata particolarmente per le 6 vie seguenti. Accrescimento dell'uso scritto dei suoi domini di applicazione. Accrescimento dei domini di applicazione orale, per esempio conferenze e prediche. Diffusione attraverso la radio e la televisione. Unificazione ortografica. Unificazione della norma linguistica scritta ed eventualmente orale. Attenzione alla lingua nelle associazioni, anche e soprattutto in quelle che non hanno fini linguistici, nell'attività giovanile, particolarmente nella scuola. Allora, c'è che mi interessa è il prim dai livelli, che è il fondamentale, e che tra l'altro Kloss al specifiche, anche in rapporto a pochi altri spons. Allora, il prim grad è un grado 0, che è un grado preliminare gergale,
Umorismo semplice, scherzi, lettere al direttore umoristiche, poi trascrizioni di canzoni popolari, canzoni di bambini, indovinelli, proverbi, eccetera. Dopo avvin, primo grado, la lirica, qual dialettisel in Italia, che non veniamo anche un poete. Poesie umoristiche, antiteatrali, racconti umoristici, parti dialogate, narrative e lavori radiofonici, dopo il teatro, racconti seri in prosa, per intero, racconti in versi, idillio, epica, saggi giornalistici, come inizio una lingua specializzata, costituzione della lingua specializzata, libri di testo, limitate ricerche originali, saggi nel dominio delle tradizioni locali, giornali divulgativi, inizio dell'uso epistolare, missioni radiofoniche divulgative, grammatiche e dizionari scientifici. E se no pensin a Cemulca Furlan è stato prato i secoli passati, avvio din che Asimov su e io, perché stia lì. Quarto grado, testi didattici per tutti i domini scientifici, più in neri per ciò che mi interessa, non solo per le tradizioni locali. Ricerca scientifica di grande respiro nelle tradizioni locali, riviste scientifiche di impegno e missioni radiofoniche più impegnative. Quinto grado, ricerca originale di grande respiro in diversi campi del sapere, uso ufficiale nei comuni e nello Stato, impiego in attività economica, giornali redatti interamente in lingua locale. Il raggiungimento dei gradini più alti dipende naturalmente anche dall'esistenza di una ortografia unitaria, di una forma unitaria della lingua scritta, e chi no, sin avonde a questo. Ma chi chiaramente, sin dagli anni 50, ha manchi tutti i domini dalla rete, di internet e via avanti, che anche quel non è nome sundi che sia l'ins qui, alle su diviars stia l'ins, chiaramente. E non vi domandarsi a Ceponsino, ma soredut a Ceponsino in relazione alla scuola secondaria di secondo grado. Perché che parnio cont, e che di questa mi ne accorgevi già con che insegnavi dai liceos, un evore di spes fra i giovani, se non fra di loro, il problema è quel che per inglese si dice l'appeal dal furlan, il status. E pardopra la terminologia di Kloss, cresci il status. E il status non si cresce restando al livello preliminar, scusate, o gergal, che il dall'umorismo semplice, che il dalle battute, e quindi voi potreste dire dai meme, si dice così, o meme, e dalle battute, insomma, io anche l'anno passato, con che avevo fatto il PCTO, bisogna qua che i giovani salì, che erano lì, avevano bisogno di aldi seri, avevano bisogno non dall'omogeneizzata, avevano bisogno dalla bistecche, parto per le metafore gastronomiche, insomma. E allora, puntà più che si può su attività che asmirino di un livello alto, a manco incoerenze col quarto grado, l'uso della lingua dai test didattici per tutti i domini scientifici. Allora, hai buttato lì, è tornata a lei queste guide for the development and implementation of curricula for plurilingual and intercultural education, che avevi già favelato anni fa a Glemone, ma avevi veduto un ticchinince che si poteva fare, ma le hai un po' slargiate là. Anche pensando a esperienze svedute a torta che do anni qui, massime girando con la rete dall'MPLD, e c'è che si fa a tor. Allora, e mettuto qualche proposte e anche le discipline dalla scuola dove che si può entrare che è discorsa lì. Problematizzare e discutere la pluralità linguistica e culturale della classe facendo saltare fuori il rapporto di ogni con le diverse lingue, calfevele, per sviluppare e approfondire la coscienza sociolinguistica e metalinguistica. Dunque, problematizzare la lingua, partare la discussione sulla lingua dalla classe, non dalle per scontate. Resonare sui diritti linguistici, sono robe che si fa vedere un lavoro poco dalla scuola. Sfruttare le opportunità di scambi tal forest con realtà minoritarie in grazia delle selezioni europeane. Approfondire la varietà linguistiche diatopiche dalle lingue foreste studiate a livello curricolare. Perché l'idea che i fruzzean di spesa è che l'inglese sia di monolitic, il tedesco sia di monolitic, il francese sia di monolitic, invece esistono dialetti, che le lingue lì, esistono lingue speciali, o varietà gergali, e esistono anche minoranze. Miege France, più o manco, le minoritarie, e anche in Germania, con tutto che non la Germania,
sonda le minoranze linguistiche. E questo urba chiaramente di più insegnanza delle lingue forestes. Proponi traduzioni in lingue minoritarie di opere di letterature foreste studiate dal curriculum. Dopo proponi un approfondimento sulla storie linguistiche dalla lingua foreste che fa parte da questo gruppo dalla lingua di minoranze. E per esempio il francese Furlan, per confrontare i tratti e suggerire qualche opportunità per l'intercomprensione. Dopo mette in collegamento autori e opere dalla letteratura dalla lingua minoritarie, col percorso di letteratura italiane, dopo la lingua locale, per studiare le sue forme letterarie e culturali. Qualche esperimento, per esempio, lo stiamo facendo a San Denel, al Manzini, cioè viaggi intanto un barcone ad anno, ma io ho calcolato che su Pariù a manco un 6 autori furlans si può dare in butta dentro per ogni anno dal triennio della superiore dentro tal percorso alla letteratura italiana. Cioè gli avai noi al furlano, cioè gli avai noi alla letteratura italiana, anzi inscioranle reciprocamente, une con che altre. E dopo proponi anche percorsi di apprendimento che adoperano la lingua di minoranze come lingua veicolare, un po' che ci avevo infatti per il PCTO dell'anno passato, e dopo invece del CLIL, che assai che anche dentro della Lavagna plurilinguale si lo ha avuto fatto e si lo fa. Quindi la lingua di minoranze doprade come lingua veicolare. Nessuna di queste proposte qui è una proposta dove la percezione dalla lingua è una percezione che la, dalla lingua furlana, dalla lingua di minoranza, una percezione che la mortifica, ma sono tutte dalle proposte che la tirano su al stesso livello di queste altre lingue. Questa per mio conto è la roba più importante da questo momento. Grazie.